Buongiorno a tutti, sono Cesare Calore e vi farò compagnia durante questa partita tra gli Asiago Vipers e i Fox Legnaro. Si entra nel vivo quindi nella fase finale del torneo con il secondo, terzo e quarto posto della giornata. Intanto le squadre fanno il saluto e mentre continueranno quindi con l'urlo pre-partita vi leggerò intanto i roster delle due squadre. Si parte quindi con gli Asiago Vipers con il numero 49 Salmaso Marco, 62 Grigiante Francesco, 28 Pesavento Paolo, 89 Rosso Samuele, 20 Vellar Nicola, 47 Rossetto Gabriele, 23 Rossi Marco, 45 Rampazzo Jeremy, 91 Marini Andrea, 17 Silvagni Tommaso, 12 Glodere Riccardo, 86 Lazzari Leo, 4 Stazzabosco Eric. In panchina allenatore Luca Rigoni. Per i Fox Legnaro, squadra di casa che ha organizzato queste finali nazionali, si parte con il numero 30 Miozzi Vittorio, portiere, 29 Bonsu Kevin Angelo, numero 7 Sesana Ettore, 18 Guerriero Mattia, 13 Marchette Mattia, 18 Marchette Gabriele capitano, 21 Albanti Mattia, 31 Torres Luigi, 77 Fincato Riccardo, 82 De Angelis Leonardo, 92 Sassoli Alessandro, allena Carron Matteo. Intanto qui con me mi ha raggiunto mio fratello Elia Calore che adesso vi saluta. Ciao a tutti. Benvenuto Elia. E quindi si comincia, disco giù, ingaggio vinto dagli Asiago Vipers che controllano dietro la porta. Intanto disco al numero 47. Ok, non riuscivo a vedere. Quindi disco sempre in possesso di Asiago. Buon pressing dietro la porta qua di Sesana. Asiago recupera un disco molto pericoloso. Intanto l'occasione Legnaro di ripartire con un passaggio lungo per Gabriele Marchette. Intanto Albanti ributta indietro il disco per Sesana che può andare dietro la porta per impostare l'azione di attacco. E intanto si prosegue con il cambio delle linee. Marchette, Mattia appena entrato gestisce il disco. De Angelis attaccato subito dal 91 Marini Andrea, uno dei protagonisti della partita di ieri sera. Intanto sempre Marini prova il passaggio indietro che viene preso da Grigiante e quindi Rossetto dietro la porta. Quindi ripartenza di Asiago con Lazzari Leo che prova ad andare al tiro e la rete segna Lazzari Leo e quindi porta in vantaggio gli Asiago Vipers. È stato molto bravo a tenere il possesso del disco e poi arrivare fino al tiro, perché comunque il difensore era lì, forse non è riuscito a mettere troppa forza sul disco e quindi carambolarlo fuori dall'area di porta. Bravo quindi il giocatore di Asiago a concludere. E intanto ingaggio vinto da Legnaro che può ripartire con Luigi Torres, adesso Gabriele Marchette, Torres sempre Sesana, però passaggio in avanti per Albanti che decide però di tornare indietro con Sesana, Torres. Bloccato Torres sempre da un Lazzari Leo sempre attento. Marchette prova a saltare Gloder che però non riesce, viene bloccato da Samuele Rosso. Attenzione, intanto cambio di fronte questa volta, possesso disco di nuovo per Legnaro. Albanti, Marchette ancora una volta bloccato da Samuele Rosso. Sesana
Vediamo se proverà una delle azioni che ha provato innumerevoli volte nella partita di ieri sera con il tiro dalla distanza. Intanto Luigi Torres trova Cesana che prova lo scartaggio ma non riesce, quindi Asiago riparte in velocità con il numero 47 che però decide di tornare indietro. Intanto arrivano le indicazioni dalla panchina per andare al cambio. Buon pressing qui per Legnaro, che forse mette un po' in difficoltà i giocatori di Asiago, che adesso sono costretti a tornare dietro alla porta. Qualche passaggio un po' impreciso. Intanto riparte Asiago e va a segno un'altra volta con il secondo tiro probabilmente di questa partita, con il numero 23 Rossi Marco che coglie impreparato Bonsu. Sì, Asiago che stava gestendo molto meglio il disco, molto più disciplinato rispetto a Legnaro. Comunque sì, abbiamo visto qualche azione solitaria di Legnaro, mentre Asiago comunque riesce a concludere con un buon tiro, si passano il disco. Adesso vediamo. Sì, sono sicuramente più efficaci in questa fase. Vediamo Legnaro come risponderà. E intanto fincato in angolo. Passaggio impreciso per De Angelis e quindi disco recuperato da Asiago, che ha la possibilità di entrare con Gloder che però torna indietro. Vediamo intanto Grigiante recupera, Capitan Grigiante prova il dribbling che non riesce. Disco sempre ripreso da Asiago, blocca Salmase, quindi si riparte con un ingaggio nella metà campo di Asiago. Abbiamo saltato questa parte, ma ricordo che arbitrano questo incontro Alessandro Rossi e Mirko Artioli. E quindi disco giù, Samuele Rosso recupera il disco e prova a lanciare numero 91, Marini. E vediamo intanto Cesana recuperare il disco e prova la ripartenza in velocità, bloccato in balaustra, però viene giudicato tutto regolare dagli arbitri, quindi si continua con il gioco. Intanto Marquette prova il tiro dalla distanza in mezzo alla confusione, che però viene bloccato da Salmaso. Sì, Albanti ha provato a deviare il disco ma non ci è riuscito. Sì, quindi è uno schema che hanno fatto molte volte ieri, questo tiro dalla distanza con Albanti davanti alla porta per giocare il rimbalzo. Però va bene una volta, due volte, però non è uno schema facile da eseguire alla perfezione. Bisogna anche cambiare, soprattutto con giocatori comunque che giocano anche in Serie A. Bisogna provare qualcosa sicuramente di diverso. Comunque anche soprattutto in azioni come queste serve sempre fortuna. Intanto Ettore Cesana che lancia dietro il disco. Un po' di confusione qui tra i giocatori di Legnaro. Intanto prova Albanti a ripartire, serve per Cesana malamente, e quindi disco recuperato da Lazzari Leo che viene bloccato in modo falloso da Mattia Albanti, e quindi abbiamo il primo power play di questo match a favore di Asiago. Esce quindi Albanti per colpo con bastone, penso. E quindi si riparte con un ingaggio nella metà campo legnarese. Intanto Cesana Ettore prova a ripartire, a lanciare Gabriele Marquette che si era mosso bene per partire in contropiede ma non riesce, quindi disco guadagnato per Asiago che controlla con il numero 23. Intanto di qui di lato prova il tiro sempre Rossi Marco, ancora Rossi, bravo Marquette sul tiro a deviarlo, sta facendo un ottimo pressing sulle due punte. Sì, ottimo lavoro qui per Gabriele che sta
cercando di fare un po' di pressing per non riuscire a far fare dei passaggi puliti ad Asiago, che magari può commettere qualche errore o comunque avere il tiro, un passaggio sporco per non andare al tiro di prima. Quindi ingaggio in difesa per Legnaro. Disco sempre recuperato da Asiago, che butta giù, va a recuperare Rossi, che quindi può impostare Marini. Sempre Marini, Rossi prova il tiro di prima, fa buona guardia, intanto Bonsu che para con sicurezza. Disco liberato da Legnaro, che si porta a casa qualche secondo prezioso intanto. Sempre Rossi, Marini, Rossi giù per Lazzari che prova il tiro, che va fuori dallo specchio della porta. Intanto disco dietro, riparte Asiago. Sì, tiro un po' forzato dall'angolo, insomma, difficilmente entra un disco del genere. Non facile, però sì, può entrare. Ho qualche ricordo che l'hai fatto anche te durante questa stagione in Serie A, Elio, quindi... Tutta fortuna. No, ogni tanto entra. Bisogna tirare bene. E quindi ingaggio in difesa. Marchette, Marini. Intanto Marco Rossi fa un passaggio per il compagno dall'altra parte. Tiro pericoloso qui per Bonsu. Sì, ottima parata comunque, una bella parata su un tiro al volo. Sicuramente giocare così di prima, tiri al volo, passaggi di prima in velocità, sicuramente è uno dei modi comunque per mettere in difficoltà l'avversario. Sì, hanno sfruttato gli errori di Legnaro, di aver perso la posizione. Intanto un buon tiro di rovescio di Albanti che finisce sui gambali del portiere Salmaso. Intanto si lotta in angolo, un altro passaggio poco preciso per Marchette. Cambia Legnaro, i ragazzi della prima linea sono stati dentro sicuramente più di 2 minuti perché hanno giocato tutto il penalty. Intanto prende il disco Leonardo De Angelis, che gestisce dietro la porta e cerca di scrutare il campo per vedere se trova qualche compagno che si muove bene, fa qualche cambio di velocità. Marchette che viene subito bloccato, bisogna cambiare ritmo, vediamo se... Contrasto giudicato regolare, quindi si continua. Intanto passaggi per i giocatori di Legnaro che vengono tenuti nella loro metà campo da un'ottima difesa di Asiago. Prova intanto De Angelis a sfondare la difesa asiaghese, libera Asiago. Sì, giocare contro una scatola in un campo come Legnaro non è facile, comunque è piccolo, bisogna entrare in velocità, farsi passaggi e non entrare da soli. Marchette che intanto dà la possibilità, ci vuole un cambio di mindset qua per i giocatori di Legnaro, che vedo onestamente un po' giù, fanno fatica a rispondere come si deve. Intanto dal replay sto cercando di capire se effettivamente era gol oppure no. No, io ho visto palo da qua. Non si vede, non si vede bene. Comunque io onestamente da qui ho visto palo uscito, quindi non mi sembrava gol. Intanto buon movimento qui per Marchette, che può lanciare Torres, che può andare in velocità ma si fa bloccare dal difensore di Asiago, che ha letto bene il gioco e si è fatto trovare nel posto giusto. Prova intanto il tiro Samuele Rosso da posizione praticamente impossibile. Provano il passaggio, l'ottima azione qui per i ragazzi di Legnaro. Avevano sfruttato bene l'errore di Asiago, peccato un po' per la conclusione. Vediamo adesso se riescono a lavorare per bucare questa scatola asiaghese, che comunque sono molto disciplinati in difesa
Sì, bisogna passare meglio. Troppi passaggi imprecisi qua per Legnaro, che in questo modo non fa altro che mettere in difficoltà i compagni che devono partire, devono anche mettersi a controllare il disco. Intanto Albanti si muove bene. C'è la possibilità per un passaggio in mezzo a Marquette, che però non arriva, e quindi rincomincia da dietro Cesana. Torres, Albanti, Cesana, c'è spazio, prova Marquette, tiro raso terra che però non funziona. Intanto occasione per Samuele Rosso, che però trova un Bonsu, questa volta concentrato e preparato, e quindi si procede con il cambio delle linee. Prima linea per Asiago, seconda linea per Legnaro. Diciamo che quei dischi mandati verso la porta da centrocampo devono essere anche fatti un po' più forte, perché sai, non si sa mai, magari passa sotto le gambe del portiere, però se il disco è lento è anche facile da prendere. Sì, comunque, quindi un po' più di convinzione. Sì, anche comunque se il disco è veloce, una deviazione, viene veloce anche il disco deviato, sai com'è. Comunque la cattiveria sotto porta serve sempre. Sì, decisamente. E probabilmente anche perché in questo momento Asiago si trova con qualche rete in più. Intanto buona occasione qui sfumata per Guerriero, che probabilmente avrebbe potuto anche provare qualcosa di diverso invece di tirare subito, però non importa. Intanto asciugatura del campo richiesta da Salmaso. Sì, diciamo che riguardando il replay il ragazzo di Legnaro aveva un po' tutto il tempo di pensare, magari provare anche, sai, un 2-1 oppure scartare il portiere. Ha deciso di tirare. Sì, almeno bravo il portiere. Probabilmente avrebbe avuto almeno mezzo secondo per cercare di alzare la testa, guardare il portiere e prendere la mira. Invece ha deciso di andare diretto con un tiro di slap. Sicuramente quando c'è una ghiotta occasione come quella, insomma, ti viene da tirare, però. Sì, e comunque ricordiamo, insomma, pur sempre una finale, insomma. Certo. Intanto Marquette Mattia, che parte in velocità, non assecondato neanche da nessuno dei suoi compagni di squadra, prova la conclusione da solo, obbligato ad andare da solo più che altro. Intanto Mattia Guerriero che prova a lanciare De Angelis, nessuno davanti alla porta, però tira e segna, e quindi De Angelis accorcia le distanze per i Fox Legnaro, e quindi 2-1 a 7 minuti e 59 secondi dal termine del primo tempo. Un ottimo tiro preciso sul secondo palo, se non sbaglio, sopra la spalla. Assolutamente un ottimo tiro. Probabilmente non c'è stata neanche la copertura dei difensori di Asiago, quindi sicuramente ha tirato una cannonata. Adesso riguardiamo il replay. Andiamo. Intanto... Mentre tu, Elia, guardi il replay per poi tornare sull'ultima azione, intanto io continuo. Intanto ne succedono un po' di tutti i colori nella metacampo asiaghese, e Asiago riparte, lo fa con Gloder che prova il tiro che viene deviato fortunatamente dietro la porta per i Fox. Tanto 2 contro 1, Gloder posizione, si può accentrare. Bonsu chiamato a bloccare il tiro di Gloder. Sì, in questo caso c'è stato un piccolo errore forse tra Marquette, Ettore e Cesana. Magari se si fossero parlati, sì, Ettore poteva anche andare sul disco e quindi obbligare il giocatore di Asiago magari a tornare indietro. Intanto cambiamento di fronte, quindi si riparte con un ingaggio nella metacampo asiaghese. Nell'azione di prima, Elia, cosa hai visto nel gol?
Sì, allora il giocatore di Legnaro è riuscito a tirare, nella linea di tiro non c'era nessuna stecca, insomma i difensori di Asiago stavano arrivando sul tiro ma non sono arrivati in tempo e quindi insomma tiro pulito e senza problemi, e ha fatto un bel tiro io preciso. Ok, quindi ottimo tiro e ottimo gol per Leo De Angelis. E intanto riprova Legnaro, si lotta in balaustra, esce vittorioso Cesana che prova un altro passaggio indietro impreciso e quindi tutto da rifare un'altra volta per i Fox Legnaro da dietro la propria porta. Prova Marquette in velocità, ottimo movimento qui per Luigi Torres che accenna un blocco. Intanto ha aumentato un po' il pressing di Legnaro che deve stare attento a non commettere falli in questa fase di gioco. Bel dribbling di Albanti che peccato non riesce a finire l'azione, anche perché si stava per costruire un 2-1 da parte di Legnaro. Intanto Torres recupera il disco, possibilità per Cesana di passare a Marquette e lanciarlo. Attenzione, Torres riparte in velocità, ottima occasione qui anche per Albanti che probabilmente allargandosi un pochettino avrebbe potuto anche farsi vedere per ricevere il passaggio da Torres. Può ripartire però Lazzari Leo che dà il disco per Samuele Rosso che rimanda indietro per provare ad andare al cambio. Prova Asiago, disco bloccato da Bonsu. Ingaggio intanto vinto da Asiago che si riporta verso la propria porta. Con Marini, Grigiante fa finta di prendere il disco, ci sono cascato anche io. Gloder. Sì, Asiago che fa tutto con calma, comunque è anche sopra di un gol, adesso possono anche non forzare, adesso finché Legnaro non presserà. Confusione qui dietro la porta, si muovono bene i ragazzi di Legnaro che mettono in difficoltà la ripartenza degli Asiago Vipers. Intanto porta il disco Grigiante che ripassa indietro scusate, Marini. Buon lavoro qui anche per Marquette, deviazione intanto Fincato, recupera il disco in angolo. Ottimo lavoro qui per Fincato che può lanciare Marquette. Mattia De Angelis prova il tiro dalla distanza, intanto 2 contro 1. Marquette gestisce dietro la porta. Bravo intanto Mattia Marquette che cede il disco a De Angelis per lo scarico. Riprova a entrare De Angelis, Fincato. Se è l'ora di andare al cambio ragazzi, vediamo. Tanto sì, coach Carrona chiama il cambio. Marquette prova a lanciare il fratello Gabriele che si trova lì davanti alla porta, una buona occasione qui. Intanto Rossi e Lazzari, scusate, disco recuperato qui da Legnaro. Cesana che può proseguire, passaggio per Torres, intanto Albanti, disco dietro. Sì, Legnaro che magari potrebbe tenere sul disco e evitare il cambio di linea di Asiago. È successo già un paio di volte, sono piccole cose che magari possono fare anche la differenza visto che i giocatori di Asiago stanno giocando a box. Occasione per Albanti che prova a sfondare dal lato. Cesana prova il tiro dalla distanza bloccato dai pattini dei difensori asiaghesi. Possibilità per Marquette che prova a entrare a servire Albanti che prova a tirare di prima, una buona occasione qui per i Fox. Confusione qui per Asiago.
sono costretti a liberare. Prova intanto Marquette, si trova libero, una buona occasione qui per Gabriele Marquette che non riesce a sfruttare con il suo rovescio. Peccato perché avevano fatto tutto bene, hanno gestito, fatto bei passaggi, hanno sfruttato lo sbaglio dei giocatori di Asiago che hanno sbagliato posizione. Sì, sicuramente hanno sistemato un po' i passaggi negli ultimi minuti, e facendo dei passaggi di questo tipo sulla stecca si può mettere in difficoltà sicuramente la difesa di Asiago e limitare magari anche quelle imprecisioni quando si buttano dietro il disco, e Asiago può sempre andare a cambiare, quindi Sì, abbiamo visto che comunque fa la differenza fare passaggi giusti, precisi sulla stecca. Infatti quando sono riusciti Legnaro a farlo e comunque anche Asiago sono sempre riusciti ad andare al tiro pulito comunque o a fare azioni pericolose da entrambe le parti. Intanto sfruttiamo questo momento di pausa per salutare chi ci sta guardando. Francesco Campulla, Camp il poeta e il camaleonte anche detto. ciao Camp, ti aspettiamo questa sera per vedere l'NBA. Ricordiamo alle 9:30 di questa sera, gara 7 tra... Ah, ma dopo guardiamo anche l'NHL, Luna. Sì, ciao, notte. Dai, siamo là. Sì. Ma sì, no, ma dopo dovrebbe venire a farci un saluto qua di persona, Camp. Bene, allora aspettiamo entrambi i fratelli Campulla a Legnaro per un saluto E un commento tecnico. e un commento tecnico da magari due giocatori per di le alto finali, livello, esatto, così, di alto profilo. Esatto. Intanto Salmaso forse richiede l'asciugatura, forse. Non si capisce cosa stiamo aspettando. Fortunatamente mi dicono che mi si sente basso. Alza la voce. Oppure alziamo il volume di YouTube. Intanto ingaggio vinto per Asiago, che ha l'occasione di ripartire con Marco Rossi che prova il tiro ma viene bloccato bene da Bonsu. Quindi altro ingaggio nella metacampo legnarese. E quindi ingaggio vinto per Asiago. Gloder in difficoltà a controllare questo disco che rotola intanto, ma lo butta giù giustamente, e quindi respira al sicuro dietro la porta, dà indicazioni al compagno, quindi serve per Marini che però non riesce ad agganciare il disco che rimbalza a centrocampo. Un fallo segnalato da entrambi gli arbitri, quindi primo fallo per gli Asiago Vipers a centrocampo per Rossetto. Possibilità quindi per i Fox Legnaro che si organizzano per il power play A 2 minuti e 03 del primo tempo. Ok, quindi si entra negli ultimi 2 minuti di questo primo tempo. Asiago che prova a servire Marini in fondo, un buon movimento di Gloder in mezzo, pericoloso. Sì, Legnaro che ha lasciato l'uomo davanti alla porta libero. Dopo hanno fatto back check un po' In ritardo, oserei dire. e poi sono arrivati tutti e quattro in angolo. Sicuramente saranno stanchi anche dopo svariati giorni, svariate partite. Sicuramente, ma ci stiamo giocando una medaglia, quindi entrambe le squadre non possono fare errori di questo tipo. Occasione per Albanti davanti alla porta. Tanto qualche lamentela. Si lotta in balaustra, prova a lanciare dietro De Angelis ma viene bloccato
lancio lungo indietro per Cesana, adesso però recupera il disco Cesana, serve malamente per De Angelis che ne fa fatica ad agganciare, occasione per Cesana, deviazione fortunata qui per Ettore Cesana del difensore Marini, disco sotto le gambe di Marco Salmaso e quindi 2-2 con 49 secondi alla fine del primo tempo. Sì, comunque Cesana che prova a trovare Albanti davanti alla porta, invece ha trovato il pattino del difensore che comunque è riuscito a deviare in porta. Occasione fortunata per i giocatori di Legnaro, ma come ho detto prima ci vuole anche quella. Assolutamente. E quindi si riparte con un ingaggio a centrocampo vinto questa volta da i Fox Legnaro. Marchette serve per De Angelis che non aggancia ma recupera comunque il disco, si lotta però in balaustra, ne esce vittorioso De Angelis che serve dietro con un buon passaggio per Albanti. Marchette, Mattia. Sì, Legnaro potrebbe aspettare visto che è al disco e gestire gli ultimi secondi del primo tempo, invece si sono fatti sfuggire il disco. Sì. E quindi possesso di Asiago che porta ottimo. Possibilità qui per il Fox, confusione davanti alla porta, tiro in distante. Sì, qualche lamentela da entrambe le parti di stecche e penso scontri in balaustra. Sì, diciamo che tutte e due le panchine dovrebbero protestare di meno, stare più tranquille e probabilmente sarebbero anche più calmi gli arbitri per poter dare le relative segnalazioni quando necessarie. Quindi sì, speriamo. È giusto anche che lasciano giocare gli arbitri, comunque è una finale. Sì, anche quello. Ricordiamo comunque che anche gli arbitri possono sbagliare, quindi come tutti quanti, quindi sicuramente tutti fanno il meglio che possono. Sì, da questo lato dovremmo imparare molto da campionati esteri come abbiamo visto in Champions sì. League giocata qua a Cittadella, insomma tutti i giocatori delle squadre avversarie non del nostro campionato non protestano quasi mai. Sì, esatto, si concentrano molto di più sul gioco e meno sul arbitri, falli, non falli, quindi prendiamo da esempio anche intanto queste squadre è venuto a salutarci internazionali. È venuto a salutarci Alberto, il soldato Zanette. Soldier, saluta. Ciao a tutti. Come ti chiami? Soldato, ovviamente. Sei appena arrivato e vuoi darci un commento lo stesso? Non hai visto questo primo tempo? Ho visto il primo tempo. L'hai visto? Allora dacci un commento a caldo su questo primo tempo. È stato un primo tempo molto, molto acceso. Una bella difesa al quadrato a scatola da parte dell'Asiago, che all'inizio stava tenendo botta, ma dopo il primo power play del Legnaro, che gli ha permesso di recuperarli, direi che sono in difficoltà adesso. Anche il Legnaro sta giocando bene. Vediamo il secondo tempo. Ok, grazie Alberto Zanette per questo super commento. Lo scacchista. Qualcuno, se volete giocare contro di lui a scacchi, è sì, molto esatto, facciamo un annuncio per tutti gli ascoltatori. Abbiamo un giocatore veramente bravissimo di scacchi, quindi se anche voi giocate a scacchi e state cercando un degno avversario, vi chiedo di rispondere a questo annuncio, scrivere nei commenti del live della partita e scrivere voglio giocare contro Alberto Zanette. Mi sto chiedendo se questi commentatori stanno ancora commentando una partita di hockey, ma non importa. Beh, adesso siamo durante la pausa, quindi possiamo parlare di quello che vogliamo. Quindi annuncio per trovare un degno avversario di questo soldato Alberto Zanette, che ci sta battendo tutti quanti a scacchi, che è imbattuto
provateci voi. Mente, non è vero che sono imbattuto, neanche contro di loro che di solito a scacchi non ci giocano. E quindi con questo annuncio fermiamo per i prossimi minuto e 45 la nostra telecronaca, così ci riposiamo Sì, un attimo. Aspetta, perché arrivano commenti anche Da chi? da WhatsApp nelle chat, perché adesso arrivano i leoni da tastiera qua in momenti di pausa, come Daniele Carron. Un altro de bon. Sì, veramente. Dai, io mi prendo una pausa, Elia. Sì, andiamo a casa. Sì, non ci siamo. In attesa dell'arrivo di Bonsu, che se la prende un po' con calma, però non si parte senza di lui, quindi aspettiamo. Arrivato, è pronto, si parte. E quindi Rossi, disco giù, ingaggio vinto dagli Asiago Vipers, che controllano dietro la porta con Rossetto, bloccato da Cesana, quindi Grigiante. Sempre Rossetto che spara dietro, Grigiante va a recuperare il disco bloccato dal Banti, che esce vittorioso da questo contrasto, ha spazio per provare un tiro che viene bloccato però dalla difesa asiaghese. Disco dietro, recupera intanto Torres, che si posiziona dietro la porta. Cesana, Marquette, bravo al passaggio in mezzo che non arriva al destinatario. Marini, no scusate, Rossetto che serve lungo per Rossi, bloccato in angolo da Marquette e Cesana. Cesana, Torres, Albanti, non si intendono Albanti e Cesana. Passaggio dietro per Torres che cerca di impostare. Torres per Marquette, un po' impreciso forse il passaggio, quindi Marquette non aggancia, si lotta in angolo, disco portato a casa dagli Asiago Vipers, che possono vediamo impostare l'azione d'attacco, e lo fanno con Marco Rossi che porta sul disco in velocità e serve dietro per Rossetto, e quindi dietro la porta Asiago Vipers probabilmente al cambio. Intanto va Rossi, entra Rosso che viene subito servito ma che non riesce ad agganciare, servito malamente. Sì, forse anche Legnaro poteva sfruttare l'occasione per andare al cambio. Adesso invece sì, hanno cambiato lo stesso qualcuno, ma non potevano fare un cambio completo. Infatti probabilmente per anche un errore di stanchezza, Marquette, ingenuità assoluta,
fallo, si prende anche penalità per probabilmente 10 minuti per cattiva condotta o un gesto brutto per Gabriele Marquette, sicuramente da non prendere d'esempio in questo frangente. Sul 2-2 non si possono commettere questo tipo di errori. Sì, una reazione, sì, forse ha causato la stanchezza del cambio e della partita, non è riuscito forse a pensare Tante cose, lucidamente. però non ci sono scuse. Sul 2-2 non si possono fare queste cose qua. Quindi arbitri che sistemano insieme alla giuria il tabellone. In panca il numero 18 Alessandro Sassoli, perché la penalità di Gabriele Marquette appunto verrà scontata da Sassoli, in quanto Gabriele non tornerà in campo almeno per i prossimi 10 minuti di gioco. Intanto power play per Asiago, arriva il tiro di Marco Rossi bloccato da Bonsu. Sì, diciamo che due occasioni favorevoli per Asiago, il power play e anche la mancata presenza del capitano di Legnaro in campo, che si farà pesare. E quindi Asiago, Rossi prova il tiro, altra occasione qui per Marini che prende il portiere penso sul casco. In testa, sì, sul casco. E quindi arriva il fischio di Alessandro Rossi. Ricordiamo arbitri giovanissimi per questo incontro, anzi ben venga che ci siano arbitri giovani e competenti. Tanto ottimo pressing della punta di Legnaro. Marini, disco in fondo per Lazzari. Rossi, occasione per Mattia Marquette che prova a fare un po' di pressing. Asiago che perde il disco. Sì, Salmasa è stato costretto a buttare su il disco malamente anche. Vediamo. Ettore Cesana, occasione per lui che prova ad andare al tiro. È riuscito a dribblare tutti i giocatori di Asiago, qua ce l'aveva quasi fatta anche con il portiere, è riuscito a intervenire sotto le gambe. Qua forse si è forzato un po' troppo sì. Ettore, però insomma bravo Asiago a riprendere il possesso del disco. Adesso gestiranno il power play con gli ultimi 30 secondi. Intanto Mattia Marquette che riparte in velocità con Ettore Cesana, tiro, traversa. Buona occasione qui per Legnaro che poteva portarsi in vantaggio in penalty con un 2-1. Sì, Tanto arrivano indicazioni dalla panchina di Asiago per il power play e per sicuramente non permettere altre occasioni di questo tipo a Fox e Legnaro. E quindi disco che ripartirà da centrocampo, ingaggio vinto da Legnaro ma poi recupera subito Asiago con il numero 12. Non ho studiato così bene. Roder e Riccardo. Grazie. Ormai Riccardo l'abbiamo visto giocare anche tutta la settimana scorsa, quindi almeno a me direi che è entrato
Intanto riesce, appunto è entrato anche il disco. riesce lo schema che ha provato Legnaro più volte nel primo tempo, con un tiro da fuori e deviazione davanti porta. Nel frattempo i giocatori di Legnaro suppongo si stiano lamentando o di una stecca alta o di un uomo dentro l'area. Non abbiamo visto se c'è stata una deviazione. No, deviato era deviato, mi pareva. Adesso riguardiamo il replay velocemente. Vediamo cosa decideranno gli arbitri. Sì, probabilmente Gloder, Riccardo. E intanto Comunque viene dato buono il gol. E quindi gol, Asiago Vipers in vantaggio 3-2. Tornando indietro, Il disco sembrava deviato, comunque era... probabilmente la stecca non era abbastanza alta allora. No, secondo me era nella giusta posizione. Non era sopra la traversa No, no. la stecca, quindi anche se fosse è rete. E quindi Asiago in vantaggio, quindi passa sul 3-2, 15 minuti e 21 secondi dal termine dell'incontro. Tornando indietro comunque si torna sempre a un power play, cioè o meglio una penalità che non doveva essere presa. Intanto occasione qui per Mattia Marchette che prova il tiro, ma bloccato bene da Salmaso. Mattia Marchette che anche lui è dentro ormai da un pezzo, che sicuramente potrebbe accusare un po' di stanchezza. Dai che sono giovani. Sono giovani sì, però dopo 4 minuti in campo anche i giovani infatti fanno fatica. Poi ricordiamo Mattia Marchette classe 2009 se non mi ricordo male. Se non lo sai te. Intanto Attenzione, occasione per Mattia Guerriero. Intanto invece si prova Asiago a riportare. E quindi Albanti prova il tiro, però trova un Salmaso ben piazzato. Bisogna creare di più per i Fox, che mancano un po' di fantasia, mi verrebbe da dire, però non è proprio il termine migliore forse. Sì, diciamo che comunque stanno creando. Servirebbe più sangue freddo sotto la porta, un po' di voglia in più e un pizzico di fortuna come al solito. Intanto si riparte da dietro con Luigi Torres. Prova il tiro Albanti di sorpresa, sempre Legnaro in possesso del disco. Torres, Cesana, De Angelis che può partire in velocità, prova il tiro poco efficace. De Angelis, Intanto Albanti per Ettore, Albanti nuovo, Ettore scarta un uomo, prova il tiro e viene preso, fermato dal portiere di Asiago, Salmaso. Intanto Asiago si riporta su in una situazione, era in 2-2, insomma, bravo Torres a recuperare il disco. Asiago che torna indietro e si mette in posizione. Torres che forza un po' l'azione. Asiago che gestisce dietro la propria porta, mentre Albanti pressa sul disco. Gloder intanto prova il tiro, bloccato da Bonsu, riprova Rossi, disco recuperato da Torres. Può andare al cambio intanto Legnaro e Asiago. De Angelis,
Marquette, Mattia ricordiamo, prova il passaggio che però viene deviato, quindi ringrazia Asiago che può ripartire in velocità e lo fa con Marini, pericoloso, può provare la ripartenza adesso di Fox, ma che regalano un disco in una zona molto pericolosa del campo. intanto Guerriero riparte bloccato qua dal difensore di Asiago che stava praticamente aspettando la mossa, e intanto Asiago guadagna comunque il disco da questo contrasto e quindi prova a lanciare Marini che però non aggancia. Occasione per Legnaro che si riporta sul 3-3, pareggio per Mattia Guerriero. Questa è la malizia e la cattiveria che bisogna avere sotto porta e cercare di buttare il disco dentro in rete, perché alla fin fine non c'è stato insomma nessun gesto particolare, bisogna solo aver voglia di far entrare il disco in porta, e questa cosa ha fatto la differenza in questa azione. E quindi 11 minuti e 32 secondi alla fine del secondo tempo e Legnaro che si riporta in parità per 3-3. E quindi time out per Legnaro per riordinare un attimo le idee e probabilmente anche rivedere un po' la strategia. Adesso siamo di nuovo in parità, quindi tutto da rifare da tutte e due, insomma per Asiago, ma occasione per Legnaro, ecco, insomma. Sì, Legnaro comunque dovrà riuscire a sbagliare il meno possibile, perché comunque abbiamo visto che Asiago aspetta gli errori di Legnaro che portano sul disco in azione. Intanto time out quasi finito. I giocatori hanno preso indicazioni da entrambe le panchine e ingaggio a centrocampo. Gol che nasce comunque da un errore di Asiago che passa il disco a Marini che non aggancia, e Marquette fa un ottimo passaggio al compagno che era libero davanti alla porta, e quindi gioca a rimbalzo Mattia Guerriero e butta il disco dietro le spalle di Marco Salmaso. Intanto si riparte e Legnaro vince l'ingaggio, controlla il disco, lo fa con Sesana che può provare il tiro bloccato dalle ginocchiere di Grigiante. Sì, come ho detto prima, devono cercare di non forzare troppo con tiri o passaggi che possono portare a contropiedi da parte di Asiago, che comunque sta giocando soprattutto su quello, e errori da parte di Legnaro. Occasione anche qui sfumata per Ettore Sesana che si trova un disco, una caramella oserei dire, davanti alla porta, che probabilmente avrebbe potuto sfruttare decisamente meglio. E quindi para Salmaso, si riprende con un ingaggio, disco vinto da Asiago che però libera, e quindi disco in fondo recuperato da Sesana. Torres, Albanti, Marquette, Albanti che non aggancia benissimo, decide di ributtare dietro il disco per Sesana, quindi si ricomincia da in fondo. Che comunque non pressa neanche i dischi, sì, a cui non erano a favore di nessuno, insomma, sì. Potevano anche recuperare il disco in angolo. Sì, una strategia diversa dalle altre categorie che ho visto giocare degli Asiago Vipers, che invece hanno fatto del ritmo
Sì, ma sappiamo che l'hockey è fatto anche di strategia, come gli Assolutamente. scacchi per Soldato qua a Zanette, e lui è un maestro in questo. Non commenterò su questa affermazione perché non è inerente alla partita. Bravo. E intanto ingaggio vinto per Legnaro dietro con Albanti. De Angelis che si propone per ricevere il passaggio. Prova Marquette, disco buono per De Angelis, parato da Salmaso che Fa canestro. sì, esatto, fa canestro sopra la traversa. Quindi disco bloccato. Si riparte anche questa volta con un ingaggio. Sì, anche questa è una particolarità di questo campo. Tiri bassi, rasoterra dietro la porta, spesso rimbalzano e non bisogna essere attenti anche Possibilità a tutti qui i dischi. per De Angelis. Legnaro che comunque dopo il gol e il time out sta giocando meglio rispetto magari alle prime fasi del primo tempo. Tiro dalla distanza bloccato dai difensori di Asiago, che può ripartire e lo fa con Loder. Prova il tiro bloccato da Bonsu. Intanto disco dietro per Lazzari. Mattia Marquette, ottimo lavoro, va a recuperare il disco e prova a servire Mattia Guerriero che si era fatto vedere davanti alla porta. Lazzari salta Guerriero e può ripartire in velocità tutto solo. Albanti che non muove, rimane un po' attendista in questa fase. Intanto Cesana fa un buon lavoro e va a prendere il disco da Rossetto. Riparte Marini. Brava Albanti a trovarsi nella direzione del tiro, Sì. e quindi a deviarlo in angolo. De Angelis. Cesana. De Angelis. Resta indietro intanto Asiago oltre la propria linea della metà campo. Intanto Albanti. Legnaro che comunque deve cercare di salire in velocità. De Angelis, buona possibilità comunque per De Angelis. Tiro preso da Salmaso, non è difficilissimo per lui. Grigiante dietro la porta. Riparte Rossi che trova un Cesana che gli blocca sicuramente la strada. Intanto Cesana prende il disco, lo porta a casa per De Angelis, quindi si riparte. ha rischiato un passaggio per l'attaccante di Asiago, però sì, è riuscito a trovare lo stesso il proprio compagno. Ancora Cesana col disco. Albanti. Sempre Albanti. Cesana. Altra deviazione per Cesana che tira e quindi Legnaro in vantaggio sul 4-3 a 6 minuti e 34 secondi dal termine dell'incontro. Un altro gol fortunato che sì, porta in vantaggio Legnaro. Se non sbaglio deviazione del difensore e disco sotto le gambe del portiere. Sì, un po' fotocopia del secondo del primo gol di Ettore Cesana che aveva il secondo di Legnaro, no? Sì, forse mi sto confondendo con comunque il primo gol di Ettore che ha tirato e anche l'altra volta è stato deviato da un giocatore di Asiago. Sì, da un pattino. Da un pattino forse? Sì. Tanto ingaggio a centrocampo vinto da Asiago.
che probabilmente cambieranno la tattica e cercare di attaccare un po' di più e non aspettare i giocatori di Legnaro. Ottimo lavoro intanto qui di Albanti, che si porta a casa questo disco che serve per Mattia Guerriero. Adesso Legnaro dovrebbe far girare il cronometro. Piccola curiosità, abbiamo 3 Mattia nei Fox Legnaro in campo. Mancherebbe il quarto, possiamo metterlo dentro secondo te? Chi è l'altro Mattia? Ci sto pensando, no, forse non c'è. Asiago, che comunque sorprendentemente rimane alla soglia di centrocampo e aspetta i giocatori di Legnaro. Non pressano i giocatori asiaghesi. Arrivano indicazioni quindi dalla panchina di Asiago per Samuele Rosso, che torna dietro la linea della metacampo. Secondo il regolamento gli arbitri devono tra virgolette incitare il gioco a Legnaro. Non è solo quando il disco è dietro la porta. Comunque Legnaro che fa benissimo. Infatti Artioli che fischia. Asiago tutto dietro la metacampo e quindi arriva il fischio. Forse il primo di avvertimento probabilmente. Dalla consulenza avuta da poco con team arbitrale che c'è dietro le mie spalle, Samuele Rosso aveva oltrepassato la linea della metacampo, di conseguenza forse c'è stato c'è stato un disco un fischio un po' affrettato per Artioli, che avrebbe dovuto in realtà aspettare che tutta la squadra di Asiago tornasse dietro la metacampo. Quindi, come dicevo prima, anche gli arbitri possono sbagliare, succede, quindi gli verranno date le indicazioni probabilmente alla fine dell'incontro. Intanto comunque si prosegue con un ingaggio. E sottolineiamo il ritorno del Capitan Marquette in campo. Sì, Marquette dopo aver Gabriele, scontato esatto. i 10 minuti di penalità. Vediamo se è tornato più fresco e concentrato di prima. Comunque dopo il fischio abbiamo capito anche noi perché Asiago stesse aspettando i giocatori di Legnaro per farli muovere dalla propria zona. Occasione per Legnaro con Luigi Torres, che viene comunque bloccato da Salmaso. Gloder, Marini che può partire in velocità, prova la conclusione, è bloccata dal gambale di Bonsu. Gloder riserve per Marini nuovamente, bloccato bene qui da Albanti, sicuramente gli blocca la strada per una possibile ripartenza. Ottimo intervento per lui, disco portato a casa da da Legnaro, che controlla con prima Luigi Torres, ora Sesana.
Cesana sempre. Cesana. Disco dietro per Torres. Asiago che adesso si scompone, quindi permette a Marquette, ma Ottimo block shot da parte del giocatore di Asiago. occasione per Marini. Gloder prende il disco al volo e prova il tiro. Bonsu si fa trovare pronto e blocca il disco. Sì, Marquette che si è fatto ingolosire in una comunque situazione, se non sbaglio, di 2-1. E forse accusa un po' la penalità, rimanere fermo 10 minuti nella finale non è facile. Sì, ha provato il passaggio, è stato ben bloccato dal difensore di Asiago. Sembrava più un tiro, sai. Sì, a me sembrava il passaggio, invece vedi te. Ecco. Perfetto. Vabbè, decidete voi comunque. Buon soldato. Fatto sta che è stato bloccato. Non l'ha visto. Oh, grande Soldier. E intanto si riparte, occasione per Mattia Guerriero che vola da solo davanti alla porta e segna Mattia Guerriero. E quindi allunga Mattia Guerriero, si porta sul 5-3. A 3 minuti e 19 secondi dalla fine del secondo tempo. Bravo il giocatore di Legnaro a fare un ottimo lavoro, a recuperare un disco e poi concludere con un rigore col disco sul secondo palo che sorprende il portiere. Intanto, se non sbaglio, time out chiamato da Asiago. Nervosismo intanto in panca. È stata un'ottima ripartenza qui di Mattia Guerriero che è andato subito a pressare il difensore di Asiago che ha ricevuto male il disco dall'ingaggio e quindi ha potuto andare a segno solo soletto. Bene, quindi 3 minuti e 19 secondi alla fine del secondo tempo e ingaggio a centrocampo. Asiago che ha ricevuto indicazioni. Sì, questa è stata anche un'ottima tecnica, chiamare l'asciugatura a fine time out, che si perde ancora più tempo così e si fanno riposare i propri giocatori. Intanto Rossi che finisce di parlare con dirigenti di Legnaro. Si riparte. No, Bonsu si fa aspettare come al solito. Sì, esatto, con calma. Ingaggio vinto da Legnaro, controlla con Albanti. Asiago passaggio lungo. Asiago che pressa. Hanno sprecato un po' il disco i giocatori di Legnaro. Sì, sono stati forse non erano sicuri con il pressing sono stati costretti. E intanto a 3 minuti dalla fine dell'incontro Asiago toglie fuori il portiere per giocare il 5 contro 4. Intanto un tiro affrettato a centrocampo che finisce. Possibilità per Marquette, sfumata col tiro fuori dallo specchio della porta. Prova comunque il pressing Mattia Marquette. Mattia Guerriero che probabilmente avrebbe potuto stoppare e mirare questo tiro per andare a segno. Che comunque un disco che poteva entrare, ottima parata del giocatore di Asiago. Tiro dalla distanza. Intanto Porta su De Angelis che non riesce a liberare, disco bloccato dalla gamba di Mattia Marquette. Si continua a giocare Marini per Asiago.
Non c'è nessuno davanti la porta di Legnaro per Asiago e quindi Bonsu riesce a parare, non viene sicuramente impensierito. Porta sbagliata anche qui per Mattia Guerriero, che probabilmente non vuole fare la tripletta per portare una cassa di birra. E intanto possibilità per Mattia Albanti, che segna, e quindi Fox sui 6-3. Sì, questo gol è stato sudato con più occasioni. Sì, non è facile farsi ingolosire dalla porta vuota, ma bisogna avere anche un po' di freddezza nel tirare nel momento giusto e mirare soprattutto. Sì, secondo me ha fatto anche bene in realtà Asiago a togliere subito il portiere per provare a recuperare, nel senso che con 2 gol di scarto magari perdi il disco e rischi di avere sempre poco tempo. Secondo me non è stato gestito nel migliore dei modi, perché davanti alla porta dei Fox Asiago praticamente non ha messo nessun giocatore, o comunque arrivavano indicazioni di andare davanti alla porta e i giocatori in campo non si sono messi correttamente nel momento in cui c'era bisogno, quindi sì, c'è stato forse qualche errore di troppo per i giocatori in campo degli Asiago Vipers. Quindi si continua e si va verso il termine con l'ultimo minuto. Ettore Cesana segna un altro gol, occasione per lui. E chiude definitivamente la partita. Sì, con il 7-3 per i Fox Legnaro. Si riprende con un ingaggio a centrocampo a 1 minuto e 4 secondi dal termine dell'incontro. Quindi Legnaro vince questo ingaggio e controlla con Cesana. Confusione qui. Legnaro che rischia anche una penalità per troppi uomini in campo. Sì. Insomma, manca 40 secondi e non so cosa servisse quel cambio di giocatore a 40 secondi dalla fine. E quindi si riparte con un ingaggio in zona offensiva di Asiago a 42 secondi alla fine della partita. Ingaggio vinto da Asiago. ...20 secondi alla fine dell'incontro. Legnaro che porta sul disco che rotola e il giocatore non riesce a portarlo in terra. Ottimo movimento di Cesana che prova il passaggio per Marquette, ma viene preso dal difensore asiaghese. E quindi Fox e Legnaro vincono la medaglia di bronzo per il campionato dell'Under 18 stagione 24-25. Abbiamo quindi la seconda medaglia della giornata. Ricordiamo l'altra medaglia per Elia, che è arrivato tardi, il bronzo dell'Under 14. Suppongo ci saranno altre 2 medaglie. No, ce ne saranno 4 in realtà. 4? Argento, oro, argento, sì, oro. Sono Altre piccolezze. 2 partite. Sono piccolezze. 2 partite. Ma fanno la differenza. Sì, e quindi sì. Sono ancora in vacanza nella mia testa. Appena tornato dall'Egitto. E quindi premia gli MVP del match Alberto Zanette. Si prosegue intanto con il saluto tra le due squadre.
E dopo, come di consueto, vi porteremo i protagonisti per le classiche interviste Di fine partita. di fine partita, esatto, sì. Chi è che chiamiamo? Chi chiamiamo di Legnaro? Chiamiamo Mattia Guerriero. Mattia Guerriero. Mattia Guerriero e Samuele Rosso per gli Asiago Vipers. E quindi Alberto Zanette che premia e quindi Riccardo Gloder, probabilmente l'ho pronunciato sbagliato per tutto il weekend e anche lo scorso weekend, e quindi abbiamo il primo MVP del match. E quindi Mattia Albanti, il secondo MVP della partita. Foto, vediamo se insieme, esatto. E Alberto Zanette Si prende la scena. si prende la scena. È già rosso. È rosso come un peperone. Fatto troppo. Troppe foto. Non è abituato il ragazzo. Non faccio foto neanche quando gioco. Vai a prendermi il tuo amico Riccardo Grodera, dai. Quello che ha appena fatto la foto, genio. Dai, 12. E quindi, come al solito, vi porto i protagonisti del match appena giocato. E quindi per i Fox Legnaro abbiamo recuperato Mattia Guerriero, autore di 2 reti oggi. Mattia, sei sicuramente contento di aver vinto questa medaglia? Beh sì, sicuramente è stata una partita difficile, siamo partiti male rispetto ai nostri standard, siamo riusciti poi a riprenderci verso la fine del primo tempo e inizio del secondo, siamo riusciti a vincere di gran lunga, alla fine ce la siamo meritata. Ottimo, vuoi darci un commento anche di tutto questo weekend che vi ha visto perdere l'overtime l'altro giorno?
Vai. Sicuramente è stato un weekend difficile per noi rispetto a come è andato il campionato. Potevamo fare di più sicuramente, e a causa di qualche errore nostro, di arbitri, ma non possiamo farci nulla. Comunque alla fine siamo riusciti a prenderci un terzo posto e va bene così. L'anno prossimo sei sempre in Under 18 se non sbaglio, Sì. quindi obiettivo per l'anno prossimo? L'obiettivo per l'anno prossimo è vincere. Siamo in grado di farlo, siamo forti, possiamo farlo e qua, niente da aggiungere. Ti ringrazio Mattia allora del commento, vai a festeggiare. Va bene? Ciao Mattia. Grazie a tutti. Ciao Ciccio. Rimanete connessi, comunque dovrebbe raggiungerci Riccardo Gloder per gli Asiago Vipers per un commento sulla partita appena disputata, e sicuramente anche faremo due parole sul questa fase finale anche per gli Asiago Vipers e obiettivi per l'anno prossimo anche per un giocatore giovanissimo, comunque Riccardo, che abbiamo visto la settimana scorsa vincere il campionato dell'Under 16. Quindi rimanete connessi, tra qualche minuto intervista per Riccardo Gloder.